cosa significa essere artisti al tempo del coronavirus? Questa è una delle domande che abbiamo posto alle giovani band e ai giovani cantanti del nostro territorio, e da qui è nato il concerto La Ripartenza. Il Messaggero Veneto è felice di presentarvi questa iniziativa, un po' atipica certo, ma siamo sicuri che potrà trovare il modo di raccontare come i creativi, un elemento imprescindibile nella nostra società, hanno vissuto questo periodo di isolamento. Abbiamo voluto quindi coinvolgere 49 artisti del nostro territorio. Ciascuno di loro ha partecipato registrando da casa o a distanza un proprio brano. A ciascuno di loro abbiamo voluto porre 3 domande. Che cosa significa essere artisti al tempo del coronavirus? Che significato ha la parola ripartenza? E come si immagina il primo concerto dopo il coronavirus? Nei minuti che seguiranno scoprirete la musica di questi artisti e le risposte di questi artisti. A chi ci segue sul canale YouTube e sul sito del Messaggero Veneto auguro una buona visione. A chi ci ascolta su Radio Gioconda auguro un buon ascolto. Fighting the world, I was the right to your left, you left, and now I write this song on my own. We've come a long way, we've come a long way, brother.
come se fosse reale. Il cuore batte anormale, è la magia del surreale. La confondo per te. Siamo in quel carrion che guardavamo in estate insieme. Oh no, è trap and blues. Ciò che vedo sei solo tu. E mentre mi riecheggia sulla tua voce nella mente, farei tutto quello che serve. Già lo sai che farei di tutto questa notte con te, baby. Non mi frega niente, scaccio, pare, canto anche per me. In una spiaggia soli io e te, ridiamo sì senza un perché, sempre più complici se salti con me in un mare di sé. Tralasciai perché rischiamo insieme. Salti con me in un mare di sé. Tralasciai perché rischiamo insieme io e te. Essere artisti al tempo del coronavirus è decisamente un'esperienza molto interessante. Per me vuol dire essere inventivi e sperimentare cose nuove che magari non avremmo avuto modo di fare in un'altra occasione. Essere artisti ai tempi del Covid-19 significa passare moltissime ore in vestaglia, significa avere molto tempo per studiare, significa ogni tanto fare un po' fatica a capire qual è il proprio posto in questo mondo che sembra sempre di più un film post-apocalittico nel quale il musicista non è che abbia un ruolo così predominante. Ma poi basta che una canzone registrata male sullo schermo di un telefonino faccia sorridere una sola persona e lì ti ricordi del perché tutto ha senso. Però principalmente la cosa della vestaglia, direi. Onestamente non so bene cosa significa essere artisti ai tempi del coronavirus. Sicuramente è un po' frustrante, anche perché le persone non sono molto disponibili all'ascolto visto il periodo, e quindi è difficile riuscire a trasmettere quella leggerezza che le canzoni dovrebbero trasmettere. Per noi ripartire vuol dire semplicemente tornare ad essere attivi come gruppo, perché con la ripartenza, ovviamente non subito, ma tra un po', si spera di tornare a fare concerti. Il fatto di suonare live per il nostro gruppo, a parte essere il punto forte, è una variabile molto importante che ci deve essere. La parola ripartenza, soprattutto legata alla musica, ha un significato molto importante perché vuol dire far uscire cose nuove e vuol dire anche portare musica nuova in un contesto musicale che sarà assolutamente tutto da scoprire. Il mio primo concerto dopo il coronavirus me lo immagino come una festa pazzesca, perché io non vedo l'ora di tornare a suonare, anche se cantare con la mascherina è davvero difficile. Il mio primo concerto post-coronavirus, onestamente faccio fatica a immaginarlo. Ovviamente sarà sicuramente rispettando le norme di sicurezza, ma sarà un'incognita, però spero comunque un'impressione, una sensazione positiva del tutto. Voglio fare un appello a quelli che sono i locali di Udine, del Friuli, ma in generale, che è quello di dare maggiore fiducia ai gruppi emergenti, perché spesso questi vengono sottovalutati. Quindi locali, meno cover band, più gruppi originali. Sai, puoi contare su di me, quello che vorrai lo inventerò, come hanno inventato il telescopio per poter guardare oltre le nuvole. A me piacciono le luci più soffuse, seduto sul divano con te, guardando i nostri film sul crimine, indagando sulla casa dei ricordi. La casa dei ricordi è il nostro cuore, ma inspiegabilmente, anche se sono spesso intermittente, ovunque tu sarai sarò con te. C'è brutte sere, musei di cere, o se ben però qualche dono. La candela
mi senti, non mi lamenti, fammi fevelare con te dottor. Non questo senso, amico senso, volte che tagliarchi so su no. Forse mi tirare qualche tacona di mia imbussolare, fevelarmi dall'amor. Dimmi il perché no, non vi ho da sbirdi te la via. Tiene l'armonia dottor, ti ha del perezon che si spalanchi. Mostrimi le strade, spiegami ce fa, facile però da sé che vosu te che. Mi sigue di scempa di corse qua che io mi visi che ne so le verità noie. Sto con Mike 97 dinero in testa 24/7. Andiamo al tempo e a quanto pare non segna le ore e le lancette. Plop 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 plug, metto la spina, faccio corrente, ho ciò che occorre. Money under the bed, non uso il conto corrente, nah. Il bilancino pesa preciso ogni cillino. I soldi non fanno la felicità dagli ametti. Guarda il mio sorriso, chi nasce ricco se compra casa non pensa come può abbellirla, mentre chi non ha nulla saprebbe pure come arredare la cantina. Sto pensando solo ai soldi, sto spendendo solo i soldi. Sto pensando così tanto ai soldi che ho dimenticato di chiudere la barba. Prendi nota sul banco oppure fare bancarotta. In testa non sono di soldi finché non stamperanno la banconota. Col mio viso è un avviso, chiudo le barre e ti ho ucciso. Mi rimane fornito, pure lui rimane basito. Sì, sono bello rifugio, sì, sono bello narciso. Il troppo a fuoco non è un gioco, tiro fuori le armi per il conflitto. In forma dal 97 come Ronnie all'Inter. Combatti i mostri smoking, sono il man in black di Spielberg. Sto beat prende colore, New York Times la prima foto. Ripulisco la scena come il mondo dopo Kyoto. Si perde spesso il senso del tempo cercando l'amore qua e là, improvvisando, sudando, cercando riscontri con la realtà. Per esempio io penso che al posto di Renza avrei mollato a metà. 3 chilometri a piedi e la notte sull'atta che proprio non sa da fa. Sacrificare i sogni, ci penso sempre, sai, non è ciò che fa per noi. Io questa sera parto, seguimi se vuoi. Cerco il mio posto, non voglio mentirmi poi. Non preoccuparti, tanto ci si vedrà in qualche bar. Per me essere artisti ai tempi del Covid significa da un lato purtroppo dover rinunciare alle serate insieme, ai concerti live, ma da un altro punto di vista può essere anche una cosa positiva se la vediamo come nel investire del tempo a migliorarsi nel suono di uno strumento, migliorarsi magari nel canto e dedicare il tempo a quei progetti che magari sono stati accantonati oppure a investire più tempo nei progetti in cui si vuole portare avanti. Essere artisti ai tempi del Covid significa, prima di tutto, sentire la mancanza dell'odore di sudore di una sala prove. Poi avere un sacco di idee, ma non poterle sviluppare appieno, perché non ci si può vedere, non si può suonare insieme. Ma più di tutto direi che significa sognarsi ogni sera come sarà la prima volta che si ritornerà su un palco a suonare. La parola ripartenza per me artisticamente vuol dire cercare stimoli nuovi, trovarli, spero, per esprimere quello che sento nell'approcciarmi di nuovo alla vita sociale. Quello che
secondo me più importante è il messaggio che un artista può portare, ed è un messaggio positivo, di speranza, e quindi è importante in questo senso la ripartenza. Per me la parola ripartenza ha un significato duplice, perché io in questo lockdown ho approfittato per uscire con il mio progetto da solista, con il lancio del mio primo singolo, e quindi sarà una ripartenza speciale, oltre che ovviamente graduale, e molto significativa. Quindi non vedo l'ora di ripartire. Per noi sarà una ripartenza non demoralizzata, ma con ancora più voglia, ancora più carica di pubblicare le nostre canzoni e quello che abbiamo scritto. I primi concerti dopo questo periodo me li immagino così, con una riscoperta di quello che significa stare insieme e condividere le cose belle, come la musica, come l'arte. Il primo concerto dopo il Covid me lo immagino prima di tutto con una scaletta di nuovi inediti del mercato vecchio dall'inizio alla fine. Poi mi immagino benissimo il momento prima del concerto dove ci congratuliamo per la performance anche in anticipo e dove non riusciremo a tenere ferme le gambe. Una vera bomba. Vorrei che il primo pezzo suonato fosse un pezzo molto energico, così da trasmettere subito carica positiva, che in questo periodo sicuramente è mancato. A te che sai scambiare un sasso per un fiore, a te che cogli tra le polveri le stelle, continua a coltivare la magia nel dolore, sarà più facile affrontare la realtà, occhi spenti, piedi scalzi su quei fiori, troppo stanchi di lottare per noi grandi, una guerra di ignoranti. Blind and insecure, you feel the faces of a lifetime fading, and now you don't know. You feel find a night and where to grow. Goodbyes are the curse of our nights. Goodbyes, shall I have our time? Now that you find your light, and you can see everything from above. Now that your path is so clear, even your shadows under your feet, you can follow me.
és num dia de la mà. Entra un confit segnat a l'aria, prinché il weight si emplastiaga, prendi sin timido il pes da tiara, e escerà dentro che i muri, ogni sclascia dal gnocco, parno dati mai motivi di la via finché si è visto. Ma tu vas oltre il team di Castastals, arciri ombres pluilisars, arciri ignuts che ognuno al spar. Svararàs oltre il limite dai tuoi voli, e di un salto fatto in due, nos lascia sempre di beso. Essere un creativo in questo momento è complicato, un po' per la sovrabbondanza di input e di informazioni, anche di pareri, e un po' perché almeno io tendo a raccogliere molti spunti da quello che mi succede, sono stati dei mesi molto statici. Sicuramente però è un momento in cui si ridefinisce anche il ruolo del creativo, e questo era importante succedesse soprattutto in un paese come l'Italia. Essere artisti ai tempi del Covid per me significa non aver mai smesso di lavorare, avere più tempo per studiare e per ascoltarmi. Sicuramente essere artisti al tempo del Covid per i BBF significa adattarsi a una difficoltà e farne uscire qualcosa di buono. Il significato della ripartenza, si spera che si torni a suonare, insomma si spera di tornare alla normalità anche nell'ambito dei concerti o del rivedere la gente con cui si suona, del tornare a trovarsi, tornare a provare, tornare al lavoro su tutte quelle cose che si sono dovute lasciare da parte durante questo periodo di quarantena, insomma, ecco. Non mi sento di essermi mai fermata. Sicuramente sarà bello per noi riprendere quello che è un disco che abbiamo fatto uscire nella prima settimana di Covid, e quindi poterlo finalmente suonare dal vivo, poterlo raccontare, poterlo dare alle persone. Il nostro primo concerto dopo tutto questo speriamo sia un po' una rimpatriata tra vecchi amici, ecco. Il primo concerto dopo il coronavirus sarà una forte e sana complicità tra i musicisti e il pubblico. Primo concerto post-virus, io non oso immaginarlo, ma sono sicuro che sarà meraviglioso, insomma, ecco. Avrei voluto darti la luce che serve al mattino per vedere bianco e dolce il colore di un nuovo cammino. Avrei voluto darti il calore che l'inverno richiede, il più caldo maglione che ti piace indossare. Avrei voluto darti il rumore dei ruscelli in aprile che accarezzano dolci pensieri di un imminente divenire. Ed io e il mio cuore continuiamo a danzare, abbracciando il sole. This is horrible.
strada è lunga, per davvero, e quando ti sembrerà d'essere giunto a destinazione, ti verrà da sorridere, era solo una tappa intermedia, ma non c'è modo migliore per maturare nei modi di fare. La vita ti scaglia addosso le peggiori tempeste, a volte sembrano insuperabili, ma nessuna dura per sempre. E quello è il momento per vivere davvero, lottare e ricominciare da zero. Ma quanto belli sono i pomeriggi passati ad inseguire il pallone, e le notti attorno al fuoco in balia di un oblio profondo, che non servono le parole, basta solo uno sguardo, e in un attimo non sei più solo, sei parte del cerchio. Ma quanto è stupendo voltarsi e guardare tutte le scelte che ci hanno fatto cambiare idea, punti di vista sulle cose che fino a un giorno prima credevamo di conoscere davvero. Many an hour I have walked, many a people I've seen, many a word did I say wrong, my tongue was hard to keep. Many a place that I have been, many a country I've seen, there's nothing but the rain to wash the troubles of every being. It took me a life to come of age, it took me a life to know that one must die alone in order to be reborn. Yeah, one must die alone in order to be reborn. So let me rest till dawn will finally guide my way. For I have been through a perilous time, I've seen the eyes of surrender, but through that time, oh Lord, I could perceive there's nothing in life that, Lord, I can't achieve. For many an hour I have walked, many a people I've seen, many a word did I say wrong, my tongue was hard to keep. Essere artisti o musicisti ai tempi del Covid per me vuol dire saper rendere produttivo il tempo in cui forzatamente tutti quanti noi siamo dovuti restare in casa. Essere artisti durante il coronavirus sicuramente, se non altro, significa aver più tempo per pensare e se si fa musica per comporre. Essere artisti ai tempi del Covid-19 significa portare comunque avanti tutti quei progetti che si aveva ipotizzato prima di questa crisi e non mollare, per far sì che la musica non si fermi. La musica non si deve fermare assolutamente, nemmeno in un periodo così di crisi, ecco, per tutto il settore. Il concetto di ripartenza può essere visto di per sé come positivo e negativo allo stesso tempo. Credo però che lo si debba leggere sotto una chiave di lettura positiva e in un certo senso anche speranzosa. E quindi mi sento di augurare a tutte le persone che si trovano nella condizione di dover usare la parola ripartenza, che essa sia concepita nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la musica, per me ripartenza significa finalmente poter tornare a collaborare con altri musicisti. È una cosa che mi è sempre piaciuto fare e in
questi mesi ovviamente le collaborazioni sono state molto virtuali. Manca molto il poter collaborare di persona, quindi spero di poterlo fare al più presto. La parola ripartenza in questo momento, nuove opportunità sicuramente. Non ho alcuna aspettativa per il primo concerto che potrò fare finita l'emergenza Covid. Sicuramente a me basta che sia vero, sincero e soprattutto che sia condivisione pura. Auguro questo anche a tutti gli altri musicisti, attori, tutti coloro che lavorano nell'ambito dello spettacolo, di poter ripartire così. Il primo concerto dopo il coronavirus lo immagino bellissimo, pieno di gente, con un animo positivo, gente festante, ovviamente rispettando sempre le regole del distanziamento. Non vedo l'ora di tornare a calcare i palchi, me lo auguro, e auguro a tutti, anche agli amici che suonano, agli amici cantautori, che sia il più presto possibile, veramente. Save me from the sleepless nights. Save me from the certainty that life will never go the way I hope. Hey, save me from the loneliness. Save me from this awful mess I put myself into so long ago. Save me from the memories. It's getting way too dark to see and pick up the pieces of my life. Fonderei due anime e un corpo, guarderei una battaglia tra soli e piangerei, ascolterai con le orecchie di un cieco, guarderai con le memorie di un bambino. Prima o poi tutto andrà via. Prima o poi tutto andrà via. Galleggerai sui nostri istanti, piangerai insieme alla luna e capirai. Hello, it is my fault. I'm sorry I dragged you in this. I'm not afraid to die, but I am afraid to lose my mind. Lara, come on. Don't get hurt, for the power isn't it all this hate that you give your selfish ego? You crazy, crazy. Why don't you see how you out of your mind? We're just kids, we're just lovers, we're just humans. Oh, oh, oh.
siamo condannati a scegliere che cosa, tu soltanto sai la risposta ed io non so qual è, ma so soltanto che se guardi dentro te tu la trovi. Così ho tirato fuori dalla scatola dei miei segreti, i miei pensieri più vecchi e più stropicciati, loro come forestieri in una terra straniera. La mia testa è insolitamente leggera, tu mi chiedi se ho imparato qualcosa di nuovo ora che vado all'università. A volte è tutto più difficile e mi manca il mio papà, perché in fondo era più facile finché tu mi accompagnavi a scuola. Ora mi sento così fragile, a volte sai mi sento sola, però con te ho imparato che la libertà non è una nostra scelta, siamo condannati a scegliere che cosa, tu soltanto sai la risposta ed io non so qual è, ma so soltanto che se guardi dentro te tu la trovi. Urlavo quando non sentivo, chiamavi quando io dormivo, le parole in mezzo a frasi complicate, le serate che andranno dimenticate. Esagero, sì, in fondo dimmelo che esagero, se dico che ti voglio non ti voglio più vedere, se dico che ti odio dopo averti dato un bacio, se dico che, se dici che come sto, come lacrime di nuvole, vento senza cenere, urlarsi addosso per poi ridere. Come stai? Ricordi dentro scatole, foto con la polvere, senza la forza più di piangere. Essere artisti ai tempi del coronavirus significa appartenere a una categoria che si è dovuta fermare completamente e che si è ritrovata del tutto scoperta. È stato necessario trovare nuovi modi di lavorare anche solo per rimanere a galla e c'è stata una sfida da affrontare, cioè quella di rimanere motivati e positivi durante l'isolamento per poter continuare a creare e a scrivere e produrre musica insieme anche a distanza. Essere artisti ai tempi del coronavirus, diciamo che non è che cambi poi così tanto dall'essere nella vita di tutti i giorni, nel senso che uno quando ci si sente artista ci si sente così indipendentemente da quello che succede, forse anche a maggior ragione in questo periodo uno sente ancora di più il bisogno di esprimere quello che ha dentro. Significa privarsi della condivisione che di fatto caratterizza questo lavoro, significa non poter più condividere emozioni, attimi, parole, istanti con gli altri. Significa abituarsi a stare da solo quando ero sempre abituato a essere circondato di persone. La parola ripartenza come nuovo inizio ha un significato meraviglioso. Quest'anno mi diplomo e ciò significa che da luglio potrò dedicarmi un po' più alle mie passioni e cercare di fare qualcosa di più concreto per il mio futuro. Andare a studiare musica e spendere tutte le mie energie in quello. E che significato ha per me la mia musica, la parola ripartenza in questo momento? Beh, è una sorta di rinascita, tornare a farlo come fosse la prima volta. Beh, il primo concerto post Covid-19 me lo vedo molto come un concerto tra più artisti, tra più musicisti, amici che fanno lo stesso mestiere, in cui c'è un palco e a rotazione suoniamo per tutta la notte in compagnia di amici o comunque di persone che hanno voglia di divertirsi, non pensare e godersi la musica dal vivo.
Il mio primo concerto dopo questa pandemia, io me lo aspetto pieno di gente, nel senso che voglio cantare per le persone e non mi aspetto che succeda dall'oggi al domani, però sono sicura e ho fiducia che prima o poi torneremo tutti quanti a cantare e a scatenarci insieme. Al momento è molto difficile immaginare il nostro primo concerto dopo la pandemia, anche perché nessuno sa quando o in che modo questo potrà avvenire. Di certo sappiamo che sarà una grande festa poter ricominciare a condividere la nostra musica dopo tanti mesi di attesa. Il primo concerto dopo il coronavirus me lo immagino pieno di energia, affiancata dai miei compagni d'avventura, con una me super in ansia ma felicissima, magari presentando anche il primo EP. Ci siamo amati, ci siamo picchiati, ci siamo baciati, ci siamo sputati. Sul ginocchio ancora l'inchiostro rosso delle nostre nottate. Ci siamo incontrati, persi rincontrati, ci siamo ritrovati, visti ubriachi. Sui capelli ancora profumo di cuscine e lenzuole. Bambini mariachi, siamo entrati belli puliti. Ci stiamo sporcando pure i vestiti. Quanto è semplice resistenza da amare se la mente sta stalattiti. Eppure adesso che non ci vediamo la mente crea i suoi labirinti, ma il cuore sa che anche se non ci parliamo quando si ama veramente non si smette mai di farlo. Correnti che tagliano il mare dove anime piene di prove, senza volerlo ci siamo feriti in uso degli errori. Correnti che tagliano il mare dove anime piene di onde, nel tuffo ti cerco mi perdo in uso degli errori. Correnti che tagliano il mare dove anime piene di prove, senza volerlo ci siamo feriti in uso degli errori. Correnti che tagliano il mare dove anime piene di onde. One, two, three, four. Se domani tu dovessi già andare via e non ci fosse neanche il tempo per la nostalgia, se ti trovassi a sussurrare cosa vuoi che sia e non potessi mai più dire questa è casa mia, se tra le lettere mai scritte ce ne fosse una che parli di quei baci dati all'ombra della luna. Io so che credi ai desideri e non alla fortuna. Tu sai che come guardo te non guardo mai nessuno. E hai la testa piena di un vuoto che scoppia di bomba di acqua che brucia negli occhi e le guance rigate, le mani legate lungo i tuoi fianchi di seta. I feel just like a baby in this old crazy big bad world. All I can do is wrong. People always judge me for what I've done. So many times I was falling down, falling down.
so bad. Now I just wanna take a break. Some people talk about me without any good reason. I would like to be much stronger than myself today, but I'm still so shy. So many times I was falling down, falling down. So many times I was falling down, falling down. No matter what, no matter what, no matter what the people say, no matter what, no matter what, no matter what the people say, no matter what, no matter what, no matter what the people say, no matter what, no matter what, no matter what the people say. Ho una lista delle cose che vorrei fare con te. Vorrei dirti che sei bella anche quando non lo sei. Ordinare da mangiare nel peggiore dei fast food, per convincerti che in fondo posso sempre far di più. Appannavamo i finestrini, scrivi sui vetri come fanno i cretini. Sento ancora il dentifricio appoggiato sopra le tue labbra. Magari c'è qualcosa da tenere in una storia, senza avere un cellulare, per i ricordi da salvare. Per i ricordi da salvare. Come ogni giorno cammino per strada, c'è grigio tutto intorno a me. Parchi asfaltati e grandi palazzi, son triste e non so perché. Mi piacerebbe un mondo diverso, qualcuno che dica non è tutto perso. È clara, colora la città. È clara, ci dà felicità. È clara, colora la città. È clara, ci dà felicità. Essere artisti al tempo del coronavirus, secondo me, significa arrangiarsi e significa anche innovazione per certi aspetti. E ovviamente da questo momento in avanti si è un po' lanciata una sfida per cercare di trovare dei modi per poter comunque continuare a fare musica insieme e arrivare alle persone che ci seguono. Essere artisti ai tempi del Covid-19 vuol dire sicuramente resistere, continuare a produrre canzoni, a produrre arte, in modo da cercare di migliorare almeno un po' la giornata a tutte le persone che ci seguono. Per me significa rimanere fedeli alla propria arte indipendentemente dal contesto, quindi riuscire a donare ognuno la propria creatività. Allora, essere artisti al tempo del Covid-19 significa essenzialmente non perdere la speranza.
Il termine che userei è veramente reinventarsi. Abbiamo dovuto un attimo ristrutturare gli eventi e abbiamo dovuto abbandonare purtroppo quello che è il contatto con il pubblico, che per un artista secondo me è centrale. Di partenza, noi in realtà non ci siamo mai fermati. Certo, non nascondo una certa trepidazione nel tornare a calcare il palco, perché è la cosa che ci riesce meglio. Questo avverrà, non si sa quando, ma quando avverrà vuol dire che le condizioni lo renderanno possibile, e allora noi saremo pronti e carichi a spaccare, a fare il nostro lavoro. La parola ripartenza per la mia musica vuol dire sicuramente ricominciare, ma con una maggiore consapevolezza dentro di me e con dei ricordi di questo periodo che porterò con me probabilmente per sempre. Il mio primo concerto dopo il coronavirus me lo immagino in mezzo alla natura, magari durante il tramonto, con poche persone con le quali condividere le mie canzoni e quello che ho scritto, insomma, in questo periodo. Beh, sicuramente me lo immagino un'esplosione di calore, come quando baci chi ami dopo un lungo tempo. Sarà un concerto certamente diverso da quelli a cui siamo abituati, perché noi abbiamo molto a cuore il contatto che si stabilisce fra genitori, zii, nonni, bambini, tutti coloro che assistono ai nostri eventi, che sono per la prima e seconda infanzia. Quindi io mi aspetto veramente un evento, diciamo, inizialmente diverso. Magari ci sarà un po' di titubanza, un po' di diffidenza, però è anche vero che quando una cosa ci manca da tanto tempo, troviamo comunque il modo di farla.